Silvano, la Valle delle Sfingi, Covoli e Purga di Velo, Velo Veronese, la Pesciara di Bolca, abbiamo già detto, i strati di Roncà, i basalti colonnari di San Giovanni Ilarione. Non tanto popolata, per cui è veramente incontaminata, vero? Sì, che sì. questi piccoli paesetti molto giù, ma qua sopra, a parte gli alpeggi, non c'è nulla. Nient'altro, sì, credo che sia uno dei posti ancora più verdi del Veneto, dove il turismo non ha portato gli scempi che ha portato da altre parti, e quindi veramente conserva questo fascino incontaminato e intatto. Non so, ma anche ad alta altitudine si sente il profumo di qualcosa che arriva da giù. Mi sa che all'atterraggio troveremo, come il solito, qualcosa di gustoso che ne attende. Siamo arrivati a Terremo. Allora Roberto là! Oh! Roberto! Ma 6 ore di arrivare! Come 6 ore di arrivare? Ma miseria, 7 ore che te corro drio! Sì, Gatto trova traffico? Traffico? Dai che te tiro su vedo che non si buoni! Che c'è profumo, c'è pronto qualcosa? Speriamo che sia pronto qualcosa dei profumini che già era. Che sei una festa? Cos'è che sei? A Camassa oggi c'è gran festa in Lessinia! Siamo cascati Che giusti, sei i campanari del diavolo! Chi? I campanari, I campanari del diavolo! Vieni su, vieni su! Come posso venire su? Piccate! Piccate! Volo programmata a ore 6. Capitano, guardi, così apposta a Sarmeso. Grande Roberto, arrivi puntuale sempre agli atterraggi. Sì, esatto, l'importante è arrivare. Esatto. E che ne avessero fatto uno, altro che importante se arrivare, uno che ne avessero fatto. Niente, ma noi ci siamo divertiti. Sì, anche a Massa, è stato bellissimo. I campanari del diavolo. La Lessinia, la patria nostra, e là dall'alto la guarda sola. Dal Cariga al Monte Baldo, la guarda ai paesi, là in fondo sente la beltà della nostra Lessinia, dell'armonia che regna nel suo popolo, che la pace sui nostri monti, che l'amore non Qui all'arrivo abbiamo trovato una grande festa con i bambini, con tante autorità, ma abbiamo anche due esperti naturalisti, il rappresentante del WWF Averardo Amadio e geografo dell'Università di Padova e Ugo Sau, membro del Comitato Tecnico Scientifico del parco. del parco. Allora,
Cosa rappresenta il Parco della Lessinia dal punto di vista naturalistico, così nel panorama nazionale, anche perché è un parco molto particolare anche rispetto a tutti gli altri che abbiamo visto? Beh, rappresenta la modalità ideale per la conservazione di questi beni naturali che sono, non dico unici, ma molto rari, anche se alcuni ambienti similari si trovano nel Veneto. Adesso il parco potrebbe cercare di recuperare, sia pure in chiave diversa, attraverso l'agriturismo, l'agricoltura biologica, l'allevamento biologico, potrebbe cercare di recuperare quei valori del passato che erano di un rapporto sostenibile con l'ambiente, riducendo certi tipi di impatto. Siamo in compagnia con il presidente del Parco della Lessinia. Abbiamo visto un posto molto bello, ancora stranamente incontaminato, noi abituati alla città, perché questo fa parte ovviamente di salvaguardare delle cose importanti come la natura, giusto? Assolutamente sì, noi siamo in Lessinia adesso su questo splendido altopiano e credo che questi territori che noi possiamo ammirare oggi rappresentino veramente un'opportunità per il futuro. Essere così un ambiente ancora incontaminato vicino a una grande città credo che sia un messaggio importante soprattutto per le nuove generazioni. Per il futuro? I progetti sono ambiziosi, vogliamo far diventare questo nostro parco della Lessinia un'opportunità per chi ci abita e per chi vuole venire in questo territorio. Io credo che ci saranno grandi prospettive per questa nostra montagna veronese. La beltà della nostra Lessinia, dell'armonia che regna nel suo popolo, che la pace... Siamo qui col direttore del parco, Diego Lonardoni, il quale ci spiega dove siamo. Abbiamo percorso questi 1000 metri, questa strada chiusa al transito, e abbiamo raggiunto Monte Castelberta a 1865 metri. Un panorama mozzafiato che ci dà modo anche di ammirare alcune delle opere realizzate dall'uomo, tra cui queste splendide trincee scavate nel rosso ammonitico e rese disponibili per la Prima Guerra Mondiale. Un panorama mozzafiato che dalla Val d'Adige ci fa ammirare fino alle cime del Carega, cima Levante e cima Carega, nell'estremità est del comprensorio. Da dove poi siamo partiti con la mongolfiera, poi tra l'altro. Da dove siamo partiti con la mongolfiera? Tra le nostre cime, tra le stelle alpine, tra le nostre valli, Dove siamo arrivati qua? Siamo in una delle malghe storiche della Lessinia, Malga Podestaria, una malga che... Già il nome, Podestaria. Podesteria, Podestà. Infatti in questa malga, fin dal tempo degli Scaligeri, lo stesso Podestà, un suo gastaldo, veniva la prima settimana di agosto a ricevere dagli affittuari delle malghe qui intorno le decime in natura, e in questa occasione dirimeva anche quelle piccole vicende relative. Amministrava la giustizia, insomma. Amministrava la giustizia. Direttore, noi abbiamo vissuto il parco con la mongolfiera, però questo parco si può vivere in tante maniere, in tanti modi. Abbiamo visto i cavalli. È un parco veramente per tutti e per tutte le attitudini. E abbiamo visto i cavalli, infatti abbiamo attrezzato l'altopiano con un percorso equituristico che può essere utilizzato anche dalle mountain bike, ma non voglio dimenticare i comprensori invernali di sci nordico e di sci alpino di San Giorgio, e per lo sci nordico invece il comprensorio Malga Fittanze, Bocca di Seva e San Giorgio, appunto, che consente a tutti gli appassionati di poter godere di una serie di anelli omologati per complessivamente 50 km di pista. E naturalmente a piedi. E naturalmente trekking, cioè quella Sadia Somorte. L'ho lasciato per ultimo perché mi sembrava scontato. Qua
dei gioielli, una tira l'altra. È famoso il Sarese del Parco della Lesinia, però che tanta altra roba. Siamo davanti a un ben de Dio, appare una noce, appare una sagra qua. Tutti quanti prodotti, diciamo, particolari, che ha una particolarità che sono prodotti tipici. Sono prodotti tipici perché sono stati riconosciuti come titolari del marchio del parco. Mia fuffa, altro che. Quindi è un marchio che sta a significare che i prodotti all'interno di quest'area. Sicuramente sì, è un marchio che identifica dove vengono prodotti, con quali tipologie e soprattutto anche quelle che sono le caratteristiche del prodotto. Un prodotto di altissima qualità che viene da ambienti così belli e naturali, ovviamente. Però che sia un prodotto che potremmo definire il re, è il principe. Anzi, è il re più che il principe, più su ancora. Il re dei prodotti è sicuramente il formaggio che viene prodotto anche nelle malghe con antiche tecnologie, quindi un prodotto importante. Citiamo per tutti il Monte Veronese, un formaggio buonissimo che viene prodotto sulle nostre montagne. Andiamo a vederlo direttamente. C'è anche qui. Siamo qua col casaro, tra l'altro, col nostro casaro che si chiama Marco. Casaro della Lessinia. Casaro della Lessinia, che quindi conosce quelle che sono così le tipologie per produrre un ottimo formaggio. Prima, quando chiediamo a Mongolfiera, siamo partiti proprio dagli alpeggi e vedevamo tutte quante mandrie che avevamo detto che l'erba degli alpeggi è particolare, è buona, e per questo va che qua e fa un latte particolare. Magari noi che ne farà cisterne come che fa a basso, è poco, però è di alta qualità. Insomma, noi puntiamo sulla qualità in Lessinia, l'alpeggio rimane una delle attività principali. Credo che vedere così le nostre vacche che pascolano negli altopiani così è una poesia. È una poesia. Tutti quanti buoni, però che ne sei uno che eccelle. Il formaggio dopo della Lessinia, il Monte Veronese Mezzano, oppure c'è questo qua che è più fresco. Noi come azienda produciamo anche il cimbro, che è un formaggio piccante, che richiama la tradizione dei cimbri. Poi abbiamo il tipo delle caciotte fresche, questo qui è il pepe, che è una cosa un po' particolare. Però che c'è una roba che non manca mai in Lessinia, mi ha detto, mi ha raccontato, che c'è i gnocchi. Cioè ti puoi girare quanta Lessinia, ma i gnocchi della Lessinia. E mi vorrei che andassimo a vedere in cucina qualche fosse. Andiamo a vedere i gnocchi di malga, che non sono gnocchi normali. Gnocchi di malga. Particolari. Poi mi malga. Spiega come chi si è fatti. Assolutamente sì. Facciamo vedere come funziona. Avanti. Perché così dopo casa e nostre mogli magari hai visto mai che venga voglia di fare anche ora il gnocco. E ora te che versa un po' di acqua tiepida, giusto? Questa è un'acqua, sì, intorno ai 75 gradi. Bene, nella farina adesso ti cominci a mescolare per fare, diciamo, l'impasto. Gli ingredienti sono per l'impasto della farina e dell'acqua. Dopo come condimento c'è il burro fuso e del formaggio grattugiato. È un piatto sostanzioso, sì, che cava la fame. Diciamo che i nostri nonni avevano bisogno di energie. Dite, sei figlio d'arte? Sì, sono figlio di un ristoratore. Non capito. E te che hai imparato da tuo papà, da tua mamma, i segreti della cucina. E sei pronti quando che chiaramente il gnocco viene su. Sì. Adesso finalmente, dopo averne fatte tante, è ora di mangiarsi. Ora buon appetito a tutti e avanti con i gnocchi in toe. Insomma, da qualsiasi parte che te vaghi, in ogni canton, che sia qualcosa di buono e di bello. Perché questo è il Veneto, tra terra e cielo. Tra la la, tra le nostre cime, tra la la e tra le stelle alpine, tra la la, tra le nostre valli, tra la la, si canterà così. Io la la, io la la,
Oggi l'itinerario prevede la visita del parco regionale del Veneto del Po. Siamo in mezzo proprio al verde. Questo è il giardino botanico del Porto Caleri, anche perché con Mongolfiera si vuole pomeriggio, hai visto? Noi Adri, giustamente oggi approfittiamo per vedere tanti posti che normalmente uno non sa neanche che esistano. Allora, siamo all'interno del giardino botanico litoraneo. Vedete qua che c'è la spiaggia. Voi siete qui. Qua che c'è il bosco, dovrebbe essere anche un punto. Vedremo se ecco qua che c'è l'ingresso. Che c'è l'ingresso. Allora. Che sei degli umani. Non si abbandona il posto. Ciao. Buongiorno. Noi ti sarissimo qua per visitare il giardino botanico del litoraneo, giusto? Perfetto. Allora, chi è che ne illustra? No, sto esagerando, mi diria, potremmo dividerci magari, ti vai una parte e mi va allora, mi vago insieme con la Natalie, giusto? Sì. Benissimo. E io con Marco Campagnolo, che è anche responsabile dell'area. Noi siamo qua, questo è il giardino botanico litoraneo di Porto Caleri, gestito dalla Regione del Veneto tramite il servizio forestale e in collaborazione con l'ente parco reso visitabile alla popolazione. Marco, andiamo. Bene, allora partiamo per questo percorso in mezzo alla natura. Quanto durerà più o meno, Natalie? Noi lo facciamo per tutta la superficie, quindi per la sua interezza 1 oretta e mezzo di cammino. Una bella passeggiata. Cara Natalie, quando è stato istituito questo giardino botanico? Allora, il giardino botanico litoraneo del Veneto viene istituito nel 1991. Qua vedo un ambiente naturale intatto dove l'intervento dell'uomo mi pare che è minimo, vero? È limitatissimo. La cura del servizio forestale regionale per le province di Padova e Rovigo si attiene appunto alla cura dei sentieri. Ed il visitatore in generale affronta la visita del giardino botanico partendo dal centro visite, quindi dalla zona più matura, fino ad arrivare alla spiaggia. Anche se probabilmente il percorso più didattico, più utile ed efficace dal punto di vista della conoscenza, prevederebbe di farlo all'inverso, cioè partendo dalla spiaggia, quindi da un ambiente molto giovane, in continua evoluzione, fino ad arrivare alla parte più matura e possiamo anche definirla fossile, delle dune fossili. Allora, cara Natalie, la nostra destinazione di oggi è il mare. Allora il mare dice Beach. Di là. Che razza di pianta è questa qua? Che ne trovo dappertutto i cantoni, quasi pieni infestati. La cachile marittima, o rucchetta di mare, è la pianta pioniera, la specie pioniera per eccellenza, che si trova associata comunque ad altre specie nella fascia proprio principale occupata, colonizzata in zona di spiaggia da